Amici del canale RCM, buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica e oggi lo facciamo con Tommaso Aiello. Buonasera Tommaso! Ciao, ciao a tutti, ciao Maurizio. Ciao carissimo, ma che bello, tu sei reduce dell'esperienza di The Voice Kids, però prima di parlare di questo parliamo del tuo amore per la musica, per la passione. Tu sei, innanzitutto nasci come strumentista e non come cantante. Hai studiato pianoforte e chitarra da quando avevi 7 anni. Ecco, Tommaso, come nasce la tua passione per la musica? Sì, allora ecco, in verità nasco come cantante, però ho cominciato a studiare gli strumenti veramente dopo poco tempo. Ho cominciato appunto a 5 anni a cantare e la mia passione per la musica in generale nasce sicuramente, ovviamente deriva dagli ascolti che facevo già da quando ero piccolo e quindi dall'amore che mio padre mi ha trasmesso per la musica in quanto ex musicista anche lui, e quindi è una passione che è cominciata tanto tempo fa, ben 10 anni fa se non sbaglio, e la sto portando avanti. Che bello, ecco, hai studiato chitarra e pianoforte, ecco, raccontami questi due strumenti così. Come li vedi Sì, dal tuo punto di vista? come? Come li vedi dal tuo punto di vista, ecco, come nasce la passione per la chitarra e poi per il pianoforte, perché sono due strumenti completamente diversi, ecco, ma Sì, sono complementari. assolutamente degli strumenti molto diversi e che tra l'altro amo allo stesso modo. La passione per la chitarra sicuramente nasce dal fatto che mio padre appunto suonava basso e chitarra e quindi diciamo che mi ha messo la chitarra in mano abbastanza presto, ecco, e me ne sono innamorato subito. E tra l'altro anche ultimamente ho cominciato a suonare anche il basso elettrico. E la chitarra è uno strumento che si differenzia dagli altri nel rapporto che si ha con lo strumento stesso. È uno strumento, diciamo, molto diretto e ovviamente ci è voluto tanto tempo ehm, diciamo, concludere qualcosa di concreto con la chitarra e ovviamente c'è sempre un margine di miglioramento e sono reduce dall'ingresso in conservatorio in chitarra pop rock. E quindi è uno strumento che amo veramente molto, lo utilizzo sia dal punto di vista solistico che per accompagnarmi. Invece il pianoforte ho cominciato a suonarlo un po' dopo, ho cominciato a studiare pianoforte classico, con un insegnante che mi ha fatto innamorare dello strumento. Poi diciamo che ho fatto il mio passaggio, ecco, al pianoforte jazz, perché chiaramente con l'avanzare dell'età cambiano anche gli ascolti, le passioni, i generi musicali e quindi mi sono interessato più al mondo blues jazz e quindi sia con la chitarra che col pianoforte mi piace molto suonare questi generi. Benissimo, ti farò conoscere mio figlio che anche lui studia pianoforte e jazz, quindi andrete d'accordo sicuramente. Bene, Sicuramente sì. Tommaso, io so che uno deve fare un sacrificio grandissimo, anche se lo fa con piacere, però per poter studiare musica e formarsi c'è veramente tanto, un lungo percorso da fare. Ecco, quindi tu sei 7 anni che metti le mani sulla musica, ma da appena nato, quindi con papà che nasce questa passione bellissima e i genitori trasmettono, da una buona pianta si hanno dei buoni frutti, ecco. Sì. Raccontami un pochettino quali sono le tue esperienze, insomma, che hai suonato in pubblico, hai provato l'emozione di suonare in studio, di registrazione, hai provato le telecamere della Rai, ecco, raccontami un pochettino un po' di esperienze, ecco, viste dal tuo punto di vista. Sì, sì. Allora, io ho iniziato all'età di 5 anni, adesso ho 15 anni, quindi sono passati ben 10 anni sia da quando ho cominciato a studiare canto e quindi a diciamo, a avere un contatto col mondo della musica da un punto di vista più diretto, sia dalla mia prima esibizione, perché ho cominciato fin da subito, proprio quando avevo 5 anni, ad esibirmi, a fare concorsi, partecipare a concorsi canori
sia a livello locale che a livello regionale e poi nazionale chiaramente. E quindi diciamo che per molto tempo, ecco, ho partecipato a questi concorsi, prima, con le basi, e questa può sembrare una banalità, ma è una cosa molto importante per me perché, a un certo punto arriva un momento di passaggio, fondamentale dalla base allo strumento, perché a un certo punto decido, ecco, di accostare alla voce anche tutti gli altri strumenti che suonavo. E quindi diciamo che ho cominciato a partecipare sempre a concorsi canori, con lo strumento, prevalentemente il pianoforte, ma anche con la chitarra. Ovviamente poi, diciamo che la mia attività come, artista è cambiata un po' ultimamente, non sto partecipando più a molti concorsi canori, ma comunque vado molto spesso in locali, pub, vengo chiamato per suonare e cantare, questa cosa mi fa ovviamente, piacere, perché è quello che mi piace veramente fare. Mi hanno È ovvio spoilerato, che mi hanno spoilerato che fai anche delle jam in dei locali. sì, 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 faccio delle jam che sono, come dire, una specie di ribellione dell'anima del musicista. Una non so non so se esiste un altro posto in cui mi diverto di più, rispetto a quando mi chiamano a fare le jam, con chitarra, pianoforte, e quelle esibizioni in questi tipi di locali, ecco. Poi invece per quanto riguarda l'esperienza di The Voice, è certo, è ovvio che è stata un'esperienza diversissima rispetto a quelle che avevo fatto in precedenza, anche perché non capita chiaramente tutti i giorni, innanzitutto di avere delle telecamere puntate davanti, ma, soprattutto anche di avere davanti dei mostri sacri della musica italiana che, sono lì per accompagnarti in un percorso bellissimo, e che mi ha dato tanto sicuramente. E quindi tu hai avuto l'onore di suonare e cantare La Donna Cannone con Gigi D'Alessio. È stato il tuo coach. Sì, 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 Gigi adesso è stato il mio coach. Sicuramente, l'esibizione della Donna Cannone in duetto con lui, ehm, per me è molto iconica. Diciamo che è stato un momento di altissimo livello per quanto riguarda la mia, esperienza totale, perché ho cantato, come dico sempre, ho cantato una delle canzoni più belle del cantautorato italiano, con uno degli artisti più importanti della musica italiana stessa. Bellissimo, ecco, io ti ringrazio tantissimo. Ecco, raccontami in chiusura, raccontami perché so che sei impegnatissimo, un po', raccontami delle tue aspettative del futuro, quali sono i tuoi progetti, i tuoi ideali. Allora, per quanto riguarda le mie aspettative dal punto di vista individuale, ho dei progetti in corso che riguardano appunto il mio futuro da artista, che riguardano la realizzazione di inediti, e quindi un passaggio già a qualcosa di un po' più professionale rispetto a quello che ho fatto fino ad ora, che si limitava a reinterpretare quello che già esisteva. Adesso diciamo che comincerò a mettermi in gioco come facevo prima, ma comunque in una modalità diversa. E ovviamente quello che spero per il mio futuro è avere, delle un s del un il mio pubblico ad esempio, organizzare dei concerti, fare quello che piace a me, la musica che piace a me e essere compreso, ecco. Anche perché, di questi giorni chi magari ama un certo tipo di musica, come il jazz, il blues, tutti questi generi che mi appassionano molto, non è facilmente compreso. Però chiaramente spero di, poter portare avanti questa mia passione, lo farò con tutto me stesso. Invece per quanto riguarda, il discorso di The Voice, che sicuramente è stata un'esperienza, encomiabile, per quanto riguarda, il lato televisivo, e tutto, e mi ha regalato grandi soddisfazioni,
ma lo è stata anche per il fatto che mi ha regalato delle meravigliose amicizie che coltivo ancora oggi, che porto avanti ancora oggi, con appunto i ragazzi che ho incontrato lì. Ho dei progetti, abbiamo dei progetti futuri, infatti stiamo facendo un tour da più o meno 1 anno e proseguiremo con altre tappe di questo tour in giro per le città e ci esibiremo insieme e questo è sempre stato un concetto che mi è piaciuto, perché alla fine, il bello anche di partecipare a questi programmi è sicuramente, il bagaglio, che ti lasciano, e quindi tutto questo fa parte di un enorme bagaglio personale, che mi porterò e ovviamente abbiamo anche un progetto molto importante, di cui però non posso parlare, ecco. Assolutamente, non bisogna spoilerare mai nulla, possiamo dare Niente, niente. degli accenni, ecco. Ecco, io ora chiedo un attimino a tutti voi ragazzi qual è il vostro colore preferito, perché poi alla fine della fiera ogni nota musicale di solito è associata anche a un colore. Ecco, qual è il tuo colore preferito? Allora, è una domanda che mi hanno posto spesso nella mia vita, non ho mai saputo rispondere. I colori sono belli tutti, anche perché la cosa bella, come hai detto tu, è che ogni tipo di scala musicale, ad esempio, ogni genere musicale, secondo me, può essere accostato a un colore o un concetto, e quindi quello che hai detto tu è molto bello e lo condivido. Forse per essere anche coerente, diciamo, con quello che amo, con quello che ho detto di apprezzare maggiormente, ovvero il jazz, il blues, forse mi ispira più il colore blu, anche per una ragione, ecco, di etimologia e tutto. Forse perché mi fa pensare alla famosa Blue Note, però comunque i colori mi piacciono tutti perché nascondono dietro dei significati diversi. Sei un grande Tommaso, sono contento di questa intervista, veramente di averti conosciuto, poi spero di incontrarti prestissimo in qualche tour di persona così approfondiremo. Grazie perché ami il jazz, grazie perché ami la musica, abbiamo bisogno di giovani come voi che sostengano l'arte perché la portate avanti voi siete il futuro della nostra Italia che porterete nel mondo l'arte e la musica. Bene, se vuoi salutare Mi ha qualcuno siamo in chiusura. fatto Sì, vabbè, certo, saluto tutti gli amici di RCM, saluto te, mi ha fatto molto piacere ovviamente fare questa chiacchierata, ecco, molto gradevole e sicuramente ci rivedremo. Grazie mille, allora da Tommaso Aiello da Catania, da Maurizio Caso da Cagliari è tutto. Ciao a tutti, ciao!